Alla fine, dopo 2 giorni di agonia all'ospedale San Bortolo, è morto Alessandro Di Lorenzo, il bimbo di 7 anni vittima di un incidente domestico. Oggi ne è stata dichiarata la morte cerebrale dopo essere stato soffocato dai residui di un palloncino scoppiato mentre veniva gonfiato. L'incidente era avvenuto venerdì a Montegaldella, dove il bimbo abitava. Ad accorgersi e a tentare di soccorrerlo la nonna presente in casa in quel momento. Inutile il pronto intervento dei sanitari del SUEM che hanno provato a rianimarlo. Al pronto soccorso Alessandro era arrivato già in coma. La mancanza di ossigeno aveva già compromesso gli organi vitali. Immediato lo sconcerto e il dolore per la tragedia che ha scosso tutti in paese, soprattutto i compagni della scuola primaria. Il bimbo, che aveva frequentato la scuola d'infanzia, quest'anno era stato inserito in prima elementare. La Procura della Repubblica di Vicenza non ha aperto nessun fascicolo d'indagine, autorizzando lo svolgimento dei funerali che verranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di Sant'Arcisio di Ghizzole. Il destino ti ha tolto troppo presto all'affetto della famiglia, ma non ti toglierà dalla nostra memoria e dal nostro cuore. Così i genitori di Alessandro hanno voluto fosse scritto nella sua epigrafe. Questa sera a Montegaldella si stringerà a loro in una veglia di preghiera.